Rieccoci sempre col dottor Francesco Francini, Pesenti, medico nutrizionista. Stiamo parlando di dieta chetogenica. A questo punto non si introducono carboidrati, non si introducono zuccheri, niente fermentazione, quindi penso che anche magari a livello metabolico c'è un benessere, però il cervello ha bisogno di zuccheri, lo dite sempre allora, voi. Dicevamo che appunto proprio perché noi togliamo i carboidrati, il cervello soffre, i primi giorni di dieta chetogenica può esserci un po' di cefalea. Quindi è quasi paradossale, la usiamo per il mal di testa, è una dieta che provoca mal di testa, sì, ma la prima settimana e poi sparisce. Perché sparisce? Perché il fegato ci pensa lui. Allora cosa fa il fegato? Prende i grassi di deposito nostri, quelli che abbiamo in pancia o quelli che mangiamo, e li trasforma in sostanze che il cervello può mangiare. E non solo può mangiare, ma gli piacciono così tanto che li preferisce allo zucchero. Quindi il cervello è molto felice di mangiare queste sostanze, sta meglio, a un certo punto comincia a stare meglio, è più attivo, funziona meglio, sente anche meno l'appetito, perché i corpi chetonici sono queste sostanze che fa il fegato, che produce il fegato, si chiamano corpi chetonici, da qui dieta chetogenica. E questi hanno un effetto non solo di miglioramento della funzione proprio dei neuroni, ma hanno anche un effetto antinfiammatorio. Sono come dei farmaci antinfiammatori e non solo sul cervello, su tutti i tessuti. Quindi si è visto che sono utili in tutta una serie di patologie, di condizioni dove la causa è l'infiammazione. Una di queste patologie che nelle cui cause è coinvolta anche l'infiammazione è la malattia di Alzheimer. Anche qua ci sono degli studi che dimostrano come nell'Alzheimer indurre uno stato di chetosi attraverso la dieta o attraverso per esempio un particolare olio derivato dal cocco che genera un lieve stato di chetosi è vantaggioso per il paziente. Non solo è preventivo nei confronti dell'Alzheimer, ma sembra anche curativo, cioè migliora le performance intellettive del paziente. Adesso immagini cosa vuol dire avere a casa un familiare con l'Alzheimer e semplicemente con provvedimento dietetico far sì che questo sia un po' più attivo, migliori la memoria, la partecipazione alla vita sociale. Ecco. Cominciano a essere pubblicati studi, e non sono pochi, dove si è dimostrato che la dieta chetogenica o l'induzione di uno stato di chetosi tramite per esempio l'assunzione di un olio particolare che si chiama olio MCT, che lo troviamo tranquillamente nel commercio, è in grado di migliorare le performance intellettive anche nei malati di Alzheimer. Quindi, continuando, ad esempio, questi malati se mangiano normalmente, perché poi privarli di certe sostanze, però prendono quest'olio, per esempio, potrebbero ugualmente... Poi è chiaro che 3, 4, 5 studi magari non sono sufficienti, ne vogliamo di più, bisogna farli bene, con un approccio anche metodologico corretto, però i primi dati ci stanno dicendo questo. Che non è l'olio d'oliva comunque. Che non è l'olio d'oliva, l'olio d'oliva va bene nella dieta chetogenica perché come tutti gli oli non ha carboidrati. Anzi, una dieta chetogenica c'è sempre il rischio che ci siano troppi grassi, diciamo, cattivi, che poi non esistono davvero i grassi cattivi, però insomma anche questo è un lungo discorso. E noi possiamo fare una dieta chetogenica mediterranea se mettiamo molto olio di oliva e anche molta frutta secca oleosa, quindi noci, nocciole, mandorle, nell'interno della nostra dieta chetogenica. E il corpo umano ha il grasso chiaro, il grasso bianco e il grasso grigio, quello scuro. Quello scuro, sì. A quale grasso accede il cervello nella fattispecie? A quello chiaro, a quello bianco che è la riserva immediata di pronto intervento. Sì, che è la riserva energetica, mentre quello bruno è un grasso particolare molto attivo nel produrre calore, nella termogenesi ed è quel tipo di grasso che consente agli animali che vanno in letargo di sopravvivere a bassissime temperature senza mangiare per mesi durante gli inverni polari. Quando si dimagrisce all'inizio si consuma il grasso? Si consuma il grasso bianco. Che è quello forse più dannoso? Noi siamo è il nostro grasso, è la stragrande maggioranza del peso del nostro grasso. Però il timore con queste diete, questa cosa, è che si perde anche la massa muscolare, è così? Quando si va giù di peso si perde anche un po' di massa, diciamo, magra, cioè la massa non grassa. Nella massa non grassa c'è anche acqua, non è solo muscolo. Per esempio la dieta chetogenica ha un'attività anche diuretica. Se io mangio troppo poche proteine, io posso stare a dieta, facendo una dieta equilibrata, mangio meno di tutto e tra il meno di tutto ci stanno anche le proteine. Questo può favorire una perdita anche di massa muscolare. Allora,
bisognerebbe fare le diete ipocaloriche, dovrebbero comunque mantenere una quantità adeguata di proteine e se proprio vogliamo fare, diciamo, bingo, dobbiamo fare anche un po' di attività fisica. Beh, quello senza dubbio deve essere allora possiamo perdere peso senza perdere massa muscolare, in certi casi anche guadagnando un pochino. Certo, allora grazie dottore. Finora abbiamo parlato appunto per alleviare la situazione di cefalea, di mal di testa, poi ci sono altri problemi molto frequenti, sono i disturbi gastrici, quindi le persone che hanno questi dolori di pancia, gonfiori, di tutto e di più, o le intolleranze, associati molte volte a intolleranze alimentari. Il mondo delle intolleranze è vastissimo, fino ad arrivare all'intolleranza al glutine o definita celiachia in senso improprio, perché veramente celiaco non è una percentuale così alta di popolazione. In questi casi qui. Beh, in questi casi qua anche che prove fare per verificare? Bisogna intanto sempre escludere che non ci sia una celiachia. Ma la celiachia sarà fin da piccoli, no? Allora c'è una predisposizione genetica, cioè c'è un patrimonio genetico che rende possibile si verifichi la celiachia. Ci sono delle persone che non potranno mai averla perché non hanno quelle condizioni di fondo genetiche. Chi le ha non è detto che diventi celiaco, certo. Però è tra quelle persone che poi si può instaurare la celiachia. Poi c'è la diciamo, intolleranza al glutine non celiaca, che è una condizione sulla quale si è discusso abbastanza a lungo se fosse vera o no. Adesso si ritiene, si propende più per il fatto che sia vera, però non è semplice curarla perché bisogna astenersi dai cibi che contengono glutine. Quindi il risultato è lo stesso, cioè non si muore però. Però anche qui, perché mentre nel celiaco non bisogna proprio mangiare nemmeno tracce di glutine. Quindi infatti bisogna stare attenti nella preparazione degli alimenti. Il soggetto celiaco, se vive in casa con persone che non sono celiache, deve stare attento anche che il familiare non faccia cadere una briciola di pane nel suo piatto, deve tagliare il pane o usare delle pentole per la pasta diverse. Ecco. Invece chi ha l'intolleranza ha dei limiti più largheggianti. C'è anche da dire che spesso gli alimenti che contengono glutine contengono anche delle sostanze che sono del gruppo di polisaccaridi, ma non digeribili da noi, ma fermentabili dalla nostra flora intestinale. E molta di questa sintomatologia è dovuta proprio alla fermentazione di queste sostanze. Quindi a volte se io mangio una pizza, mangio della pasta, mangio un prodotto fatto con una farina che ha glutine e mi si gonfia la pancia, do la colpa al glutine. In realtà magari è stata la fermentazione di sostanze che non c'entrano per nulla con il glutine. Ma sono presenti nel glutine? No, sono presenti nei cereali. Sono dei polisaccaridi che hanno anche una funzione positiva perché essendo fermentati dalla flora batterica intestinale ne favoriscono il buono stato di salute e a noi quella flora serve. Però ci sono delle persone che sono ipersensibili al gonfiore addominale. Ci sono delle persone che noi ci stupiamo, vediamo dei signori in osteria che hanno di quelle pance e non si lamentano, mentre in ambulatorio ci vengono delle signore o signorine che hanno appena un po' di pancetta e invece si lamentano moltissimo. Per certe persone un po' di gonfiore addominale è intollerabile come immagine corporea, è intollerabile come sensazione, mentre per altre è tranquillamente tollerabile. Quindi c'è anche un condizionamento proprio soggettivo. C'è chi lo subisce in modo negativo, c'è chi ci sorvola sopra, quindi non gli dà peso. Però può darsi che magari queste persone con la leggera pancia, io sento di molti che dicono sentono queste turbolenze pazzesche di pancia, stanno male, e magari altri invece con la pancia sedimentata che non hanno nessun tipo di problema, non se la sentono neanche. C'è il rapporto che è estremamente noto e molto studiato, cioè l'asse cervello-intestino e si condizionano a vicenda. Quindi se io sono ansioso, sono depresso, il mio intestino sta male. Se il mio intestino sta male, il mio cervello è depresso. Quindi magari le persone che hanno un bel pancione ma sono felici e allegre hanno un intestino che comunque sta bene perché loro di cervello stanno bene. E persone che magari invece non hanno grandi patologie però tendono all'ansia, alla depressione, manifestano questa sintomatologia intestinale. Quindi bisogna stare anche attenti a queste variabili che possono essere. E per questo
bisogna, diciamo, che il soggetto, il paziente, sia inquadrato da una persona che abbia delle competenze. Fai da te su internet, tutti questi nutrizionisti che sono esperti di tutto, poi vai a vedere cosa hanno studiato, dici ma come fa a fare il nutrizionista questo se non ha studiato nutrizione? E allora se ci affidiamo a queste persone è chiaro che poi ne può uscire qualsiasi cosa. Si parla molto adesso di grani antichi, di farine. È una moda, per carità, sì, ecco, certo. È una moda, sì. Quindi non è che sia la grani panacea. Antichi, adesso per esempio per quanto concerne il glutine, nell'evoluzione anche della gastronomia, anche dell'industria, si è sempre ricercato un tipo di cereale ricco di glutine, perché il glutine migliora la resa, la panificazione, perché per esempio la mollica è una struttura che è tenuta in piedi proprio dalle proteine della farina, quindi in primo luogo dal glutine. Una farina che non ha glutine non lievita, quindi per avere una bella lievitazione, a parte il lievito, ci serve il glutine. Quindi sono delle caratteristiche che sono anche di palatabilità gastronomiche, ma anche commerciali, che hanno fatto sì che il glutine sia stata una sostanza desiderata. Sì, addirittura il glutine estratto dai cereali e venduto come tale è il seitan. Quindi da un lato abbiamo alcune persone che ce l'hanno a morte col glutine, poi magari vanno nel negozio di alimenti esotici e si comprano il seitan e quello non gli fa male, ma il glutine anche quello. Il seitan e il glutine, quindi bisogna fare attenzione che a volte... Dice, ma il seitan non fa niente, anzi un minuto di però il pane no perché mi fa male il glutine, quindi invece, bisogna un po' capirci. Ci sono popolazioni per le quali l'alimentazione è tale che non provoca tutte queste conseguenze che abbiamo nella nostra società attuale. Sto pensando, non so, il Giappone, l'Oriente, perché va bene, negli Stati Uniti lasciamo perdere, ci sono problemi di obesità incredibili. Allora, culture gastronomiche, soprattutto certe regioni, c'è Okinawa che è un'isola con l'arcipelago tra il Giappone e la Cina, e lì hanno un'alimentazione particolare che storicamente è molto ricca di carboidrati. Ricca di carboidrati. Tanto che si chiama dieta di Okinawa. E loro hanno il riso, poi usano una patata particolare che è molto ricca di carotenoidi, infatti è arancione dentro, non è bianca. Poi mangiano un po' di pesce, un po' di soia e soprattutto mangiano poco. Cioè, i giapponesi mangiano quasi la metà degli americani. I giapponesi di Okinawa mangiano meno dei giapponesi, quindi è gente che mangia poco, che è la cosa principale, e quando mangia poco mangia quello che le dicevo. E lì c'è il maggior numero di centenari. Quindi è indipendente dal fatto di mangiare tanti o pochi carboidrati, grassi, bisogna mangiare pochino e fare attività fisica. Però il nostro metabolismo, mangiando meno, sempre meno, un po' si siede, no? Si dice, allora si rallenta. Il nostro organismo è in grado di regolarsi. Sulla base di quello che noi gli mettiamo. C'è proprio un adattamento all'alimentazione con poche calorie. Per esempio si formano meno ormoni tiroidei. Le forme attive degli ormoni tiroidei, che è il T3, in chi mangia poco si riduce, e si riduce perché così io consumo meno calorie. Gli ormoni tiroidei fanno consumare calorie, fanno sviluppare calore. Ecco. Allora, se io non mangio mi si abbassa il T3 e sento freddo. Infatti se noi parliamo con le ragazze con i ragazzi che hanno i disturbi del comportamento alimentare, le anoressiche, gli anoressici, già li vediamo in ambulatorio d'estate col maglione, perché hanno detto, ma hai freddo? Sì, io ho un freddo. Perché se mangi poco hai freddo, perché la tua termogenesi si è ridotta. L'organismo cerca di sprecare il meno possibile. E questo accade anche nelle diete dimagranti. Quando uno fa la dieta da qualche settimana, l'organismo riduce la sua spesa energetica. Quindi quella dieta che prima ti faceva dimagrire X, adesso ti fa dimagrire Y, che è meno di X. Perché il delta, la differenza tra quello che mangi e quello che consumi si riduce perché consumi meno. Quindi l'unico modo per aggirare questo meccanismo, che è protettivo, è aumentare l'attività fisica. Perché allora le calorie le consumo io, le consumo camminando. Sì, esatto, mangiando un po' di più e facendo attività fisica. Se io sono a dieta e voglio mantenere quella dieta lì, certo. Però voglio continuare a calare. Però non voglio più sentire freddo, non voglio più soffrire, voglio aumentare. Il freddo una volta che ti fermi lo senti. No, certo, però il T3 per tenerlo sempre a dei buoni livelli. Bisogna mangiare, se lo vuoi tenere a livello che avevi prima, devi e per consumarlo devi fare attività fisica. Per consumare quello che mangi devi fare attività fisica. Sì. E quindi necessariamente incrementare. Il problema di oggi è che
non abbiamo tempi e spazi per fare attività fisica, perché se io esco di qua e poi vivo in una zona che non ha spazi verdi, le strade sono pericolose o lavoro fino alle 23, c'è chiaro che non ho tempo. Quindi un po' la spiegazione di questa, come diceva lei, dei giovani o delle persone che sentono questo freddo costante, eccetera, la riduzione di questo T3. E quindi quelli che mangiano poco hanno freddo anche perché si riduce il T3. E quindi attenzione, perché quindi meno si mangia, si sopravvive tantissimo, però a questo punto il nostro organismo riesce a sopravvivere con meno, decisamente, quindi questo può essere, ma quando a un certo punto fa la grande mangiata, butta subito su chili, oppure... Quando fa la grande mangiata butta su qualche chilo subito, ma è molta acqua, perché quando io non mangio o mangio poco, io ho delle riserve nel muscolo e nel fegato anche di carboidrati, è una specie di amido che si chiama glicogeno. Il glicogeno. Ecco, questa è la riserva di zuccheri del muscolo e del fegato, solo che io lo deposito in un rapporto 3-1 con l'acqua, cioè ogni grammo di deposito di questo glicogeno deposito anche 3 grammi di acqua. Che quindi ha un suo peso. Una persona ne ha 400-500 grammi, bisogna moltiplicare per 3, quindi ha 500 grammi di glicogeno e 1500 di acqua, sono 2 kg. Se io non mangio li perdo, come io mangio li metto subito su. Quindi la sera che vado a mangiare la pizza, tra il sale e i carboidrati io trattengo liquidi, la mattina dopo inorridisco sulla bilancia perché peso 1,5 kg in più, ma se mi rimetto a dieta 2 giorni dopo li ho persi. Non è grasso. Quello che è pericoloso è l'accumulo di grasso, soprattutto il grasso che si localizza nell'addome, dentro l'addome, non tanto fuori ma dentro la pancia. Noi abbiamo del grasso tra le ansie intestinali e questo grasso ha un suo metabolismo, una sua fisiologia diversa da quella del grasso sottocutaneo ed è più pericoloso. Pericoloso perché a livello cardiovascolare. Questo è un grasso che immette il suo grasso, queste cellule adipose immettono il loro grasso direttamente nella vena che va al fegato. Quindi va tutto subito al fegato e il fegato ne viene disturbato. E questo provoca a cascata una serie di reazioni, di conseguenze, ad esempio aumenta la glicemia, aumenta l'insulina, aumenta i trigliceridi, aumenta la pressione è un'importantissima, la pressione arteriosa è un importantissimo fattore di rischio che è condizionato dalla dieta. Quando dagli esami risulta il fegato grasso cosiddetto impropriamente, bisogna dimagrire. Steatosico? Esatto, la steatosi epatica, che non sempre è una cosa di poco conto, perché in certi casi evolve, diventa fibrosi e diventa cirrosi. A Padova il professor Cillo spesso fa trapianti di fegato su pazienti con la cirrosi metabolica. Cos'è la cirrosi metabolica? È una cirrosi dove il paziente non beveva, non ha avuto virus epatici, ha mangiato per anni un po' più di quello che poteva permettersi, magari non lo sapeva. Ci sono pazienti che si accorgono per la prima volta di avere un problema epatico ed è una cirrosi. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti anche a una steatosi apparentemente banale, perché nel tempo potrebbe poi non essere così banale. E un ultimo, siamo un po' verso la fine, però ci sono delle questioni che possono essere interessanti per i nostri telespettatori. Il cambiamento metabolico con l'età, quindi età anziana, lo sappiamo in genere, però il passaggio un po' epocale, diciamo per molti, è la mezza età, i 50 anni cosiddetti, per la donna e per l'uomo. Come comportarsi? Diciamo, nella donna è piuttosto chiaro, c'è proprio un periodo che fa da separazione abbastanza netta, per l'uomo è più graduale. Però si riduce tutto, perché noi diciamo. Però è drammatico dire a una persona, soprattutto magari che non ha sintomi, un uomo, sto pensando, guarda che sei arrivato nel mezzo del cammino della tua vita, inizia a ridurre. In genere anche un po' di più della metà del cammino. Sì, vabbè, ma visto che adesso arriviamo ai centenari, insomma, uno si auspica. E il metabolismo si riduce, per carità, anche qua si è visto che il peso ideale oltre una certa età è superiore. Una volta si pensava ci fosse un peso ideale che andava bene dai 18 anni finché si campava. Infatti, esatto. In realtà si è visto che con l'età è meglio essere un pochino più paffutelli, cioè un minimo, un po' di grasso ti aiuta. Pensavo il contrario. Non troppo, no. È chiaro che dopo però questo deve essere in un contesto metabolico normale.
Cioè io devo avere la glicemia a posto, i grassi nel sangue a posto, non devo essere iperteso. Ma perché è meglio così rispetto a quello che dicevano una volta? Ma è protettivo? la cosa anche qui è discussa, sicuramente è protettivo. È protettivo perché il giorno in cui io non dovessi mangiare per una malattia o ridurre l'alimentazione ho già delle riserve, posso permettermi dei lunghi periodi di ipoalimentazione. Se invece parto già molto magro ho un tempo di latenza minore. Però poi, dicevo, con l'età si riduce il consumo e quindi si riduce il consumo di carboidrati, lo zucchero fa più fatica ad entrare nei tessuti, sale l'insulina e quindi la persona avanti negli anni, diciamo dai 60 ai 65 in su, dovrebbe stare più attenta ai carboidrati rispetto a una persona più giovane. I carboidrati sono un po' una benzina, certo, e la benzina va bene a chi la consuma. Se io non consumo non mi serve la benzina, mi serve dell'altro. E cos'è quest'altro? Anche qui si è visto le proteine, gli anziani hanno bisogno di un po' più di proteine. Quindi nell'anziano meno carboidrati e un po' più proteine. Dire all'anziano non mangiare carne, non mangiare formaggio è dannoso. Sono proprio le cose che devono mangiare. C'è uno studio che è stato pubblicato da poco, l'hanno fatto nella regione del Chianti, in Toscana, e hanno visto che c'è un rapporto tra la mortalità e le proteine. Chi mangia più proteine muore meno, vive di più, e soprattutto se mangia proteine animali. Sono protettive perché sono più ricche di aminoacidi essenziali. Quindi la persona non più giovanissima deve aumentare un po', invece oggi sono i giovani, no, che mangiano un sacco di proteine, integratori. È una cultura che ci è stata trasmessa. Anche questo è un messaggio anche pericoloso. E nei supermercati noi vediamo tutti questi prodotti arricchiti di proteine che si comprano i giovani, dovrebbero comprarli invece gli anziani. Il giovane ha bisogno di meno proteine e di più carboidrati, invece l'anziano ha bisogno di meno carboidrati e di più proteine, soprattutto di ottima qualità, quindi animali. Ecco, aperto un capitolo che non potremo affrontare questa sera perché ce ne vorrebbe tanto di tempo, quindi lo facciamo magari un'altra volta, la reinviteremo perché per l'importanza appunto del tenere nella dieta anche le proteine animali, di cui si è disquisito tantissimo, quindi anche la carne fa bene, di qualità soprattutto, questo sarebbe importantissimo. La lasciamo tornare alle sue occupazioni, dottore, grazie mille, adesso è stato qui con noi, è stato gentilissimo ad averci dedicato del tempo. Cari telespettatori, tenete ben nota di quanto ha detto il dottor Francini, riascoltate la trasmissione che è sul web perché ci sono tanti elementi che vanno sentiti, risentiti, valutati e dopo non fate da soli le diete, vero? Perché questa è la cosa fondamentale. Beh, uno se si cura da solo corre dei rischi. Ecco. Corre dei rischi. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo dopo la pubblicità con altre interviste, tra poco.